Guerra all'ultimo centesimo. Da una parte il governo con la sciabola, pronto a nuovi tagli, dall'altra i comuni con i loro bilanci lacrime e sangue, incapaci di sopportare qualsiasi altro sacrificio. Oggi lo scontro decisivo. La battaglia si combatte a Roma, a Palazzo Chigi. Il primo round è il più facile, va di scena la discussione sul DEF, nome in codice del documento di economia e finanza, con cui l'esecutivo mette nero su bianco il programma di intervento economico per i prossimi mesi, con l'obiettivo di mantenere il deficit entro il 3% del prodotto interno lordo. Il presidente Matteo Renzi, affiancato dal ministro alle infrastrutture Graziano Del Rio, assicura all'Associazione Nazionale Comuni Italiani che il DEF non prevede nuovi tagli, ma questo per i sindaci era scontato. Al premier piace vincere facile. Noi lo auspicavamo perché i tagli ai comuni e sinceramente non c'è più nulla da tagliare. In collegamento telefonico da Roma, Maria Rosa Pavanello, presidente dell'Anci Veneto, si scalda perché il secondo round è molto più duro. Ci sono di mezzo i tagli già decisi nella legge di stabilità che andranno a colpire indistintamente tutti i comuni, danneggiando i più virtuosi. I sindaci veneti alzano le barricate, c'è tensione, l'atmosfera si scalda. I criteri che sono emersi il 31 marzo sono fortemente penalizzanti e sembrano esserlo particolarmente per le piccole e medie città. Veramente variano dal 30 al 50% in più rispetto ai criteri che sono stati utilizzati fino a pochi mesi fa. Qualcuno dica a Renzi che non abbiamo più i telefoni, non abbiamo più le auto del comune, non abbiamo più nulla su alcuni comuni. I comuni siano uno degli ultimi baluardi, diciamo, nei confronti del cittadino, dei servizi che può dare la politica al cittadino. Quindi la nostra domanda è quella di difendere, diciamo, le poche risorse che sono rimaste nei comuni. Il terzo round si gioca sui 625 milioni di euro compensativi per l'abolizione dell'IMU e della Tasi. Per il 2015 il governo non li ha ancora stanziati ed è ossigeno fondamentale per i comuni che, oltre al danno dei tagli, rischiano anche la beffa di restare in apnea. Questo fondo compensativo riguarda 1800 comuni, ma per questi comuni è fondamentale per poter redigere i bilanci e per poter sopravvivere.